Finalmente si muove Roma per cercare di frenare l'incendio nei boschi di Chiusaforte che dura ormai da 24 giorni. La Protezione Civile invierà altri Canadair, bruciati 800 ettari. Nel pomeriggio chiusa la Pontebana a causa del fumo. Una proposta di legge per la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico-culturale della Prima Guerra Mondiale del Friuli Venezia Giulia. Servirebbero 5 milioni, ne arriveranno forse la metà. Pioggia di... in mattinata è stata presentata una proposta di legge per la valorizzazione dei beni storici della Grande Guerra. Il provvedimento presentato nel capoluogo isontino, a Gorizia. Proposta di legge per la Grande Guerra, ma qualche giorno fa la Presidente Serracchiani ha detto che i fondi sono difficili da trovare. E anche per una cosa, che questa è una grande opportunità, non una, ma l'opportunità turistica del Friuli Venezia Giulia. Se noi pensiamo che il luogo più visitato in assoluto dal punto di vista turistico dei Friuli Venezia Giulia non è il Castello di Miramare o qualsiasi altra località, ma il Sacrario di Re di Puglia. Dai 350 ai 450.000 visitatori all'anno, e questo converrete senza promozione, a dimostrazione che il turismo, il cosiddetto turismo della memoria, ha un grandissimo appeal, e noi contiamo, grazie appunto al turismo della memoria, di raddoppiare, forse anche triplicare i turisti nella nostra regione. Rimaniamo sempre a quel discorso. I fondi dove li troviamo? I fondi in questo momento potrebbero essere esclusivamente nel primo step, nella prima fase, nel bilancio regionale. Noi a dicembre approveremo un bilancio di previsione per il 2014 sull'ordine quasi dei 5 miliardi di euro. Non è possibile che su 5 miliardi di euro non si riescano a trovare 2 milioni e mezzo, 3 milioni di euro. Ma il cividalese come potrebbe entrare? Come potremmo portare turisti anche da quelle parti? Beh, il cividalese sappiamo che è limitrofo all'area pedemontana e all'area montana, in cui ci sono stati degli importantissimi fatti d'armi durante la Prima Guerra Mondiale. Penso a Caporetto, alla disfatta di Caporetto. Il Caporetto, ad esempio, ha un museo che porta decine e decine di migliaia di visitatori all'anno. Beh, perché non sviluppare questo tipo di attività anche nell'area del cividalese e di tutte le valli della Tisone? In controtendenza.